Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Salgono a 6 le morti sospette al reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina. L'ultima, una 60enne morta dopo un intervento per il bypass, aperta un'inchiesta. Preso a schiaffi e pugni dai parenti di un paziente, un infermiere dell'ospedale Garibaldi di Catania racconta l'ennesima aggressione al pronto soccorso. Subito presa d'assalto la Fiera dei Morti a Catania, grandi e piccoli a passeggio tra gli stand, un allestimento frettoloso che deve ancora essere messo a punto. Al cimitero ripristinata l'illuminazione in vista del 2 novembre. Il ponte sullo stretto si farà, parola di Pichetto Fratini, il ministro dell'Ambiente è intervenuto alla convention di Forza Italia a Palermo che ha dettato l'agenda per i prossimi 3 anni. Calcio, il Catania in campo alla stadio Massimino per la sfida contro il Latina. Dopo 8 mesi il Palermo ha ritrovato la vittoria in casa con la Reggiana battuta 2-0. A Messina, all'ospedale Papardo, sono salite a 6 le morti sospette dopo operazioni nel reparto di cardiochirurgia. La Procura ha aperto un'inchiesta. Francesco Triolo. 6 morti sospette, quelle avvenute nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina da agosto ai primi di ottobre, sulle quali ha acceso i riflettori anche la Procura di Messina. C'è infatti un'inchiesta affidata alle sostitute Anna Maria Arena e Alice Parialò e coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, che dovrà capire quali sono state le cause dei decessi dopo le denunce presentate dalle famiglie dei 6 pazienti. L'ultima in ordine di tempo, quella della 60enne Donatella Canfora di Capo d'Orlando. I familiari, attraverso l'avvocato Massimiliano Fabio, hanno presentato un esposto chiedendo il sequestro della cartella clinica con l'acquisizione di tutta la documentazione sanitaria. La procura ha iscritto nel registro degli indagati medici che avevano in cura i pazienti e sono 2 binari sui quali si sta muovendo: da un lato la possibile presenza di batteri e la fragilità dei soggetti coinvolti, dall'altro invece si cerca di approfondire anche il tema delle valvole utilizzate negli interventi chirurgici. Sul primo aspetto la Procura attende gli esiti degli esami condotti dal laboratorio ChemLab, istituto di ricerca di Catania, che lo scorso 17 ottobre ha eseguito i tamponi nelle aree sotto osservazione. Quindi quelli delle autopsie. Sinora ne sono state effettuate 4, affidate ad un collegio composto dal medico legale Daniela Sapienza, dal cardiologo Gianluca Di Bella e dall'infettivologo Placido Mondello. Il caso finisce anche all'ARS. Il deputato 5 Stelle Antonio De Luca ha chiesto all'assessore alla salute Giovanna Volo l'invio degli ispettori e la convocazione di un'audizione urgente dei vertici dell'azienda ospedaliera in Commissione Sanità per capire se siano state osservate le procedure previste dai protocolli e se sono presenti tutte le condizioni necessarie per continuare ad operare. Ieri nella trasmissione Il Punto condotta da Luca Ciliberti si è parlato di sanità, dalle liste di attesa alle difficoltà nel pronto soccorso e fra temi anche le aggressioni al personale sanitario. Simona Mazzone ha raccolto la testimonianza di uno di loro. Sentiamolo. Ho subito un problema sia alla mascella che all'orecchio. Lui è Flavio, nome di fantasia, un infermiere in forza da 6 anni e mezzo all'ospedale Garibaldi Centro, un operatore sanitario come tanti, troppi, che ha subito un'aggressione fisica. Un parente, portando la moglie in pronto soccorso, è arrivato, come spesso capita, con la macchina strombazzando l'imbazzata nella camera calda. Noi abbiamo capito che si trattava di un'urgenza e usciamo praticamente subito. Nel frattempo il parente comincia a dare pugni nelle porte, insomma dappertutto, per sollecitare. Ma nel frattempo che io sto per arrivare nel portellone, nella porta, insomma, dove c'era la paziente che effettivamente stava male, il figlio ha pensato bene di spingermi e di schiaffeggiarmi senza nessun motivo, forse per sollecitare, non lo so. Il papà, vedendo questa scena, ha pensato che io avessi provocato il figlio e mi dà altri schiaffi. Io mi occupo della paziente, prendo la paziente e me la metto al sicuro all'interno del pronto soccorso. Il collega la tratta subito in codice rosso e loro cercano ancora di continuare.
Pazienti in attesa, parenti spazientiti e i toni si alzano, anche mentre stavamo registrando questa intervista. Dall'altra parte della sala, al triage, l'ennesima aggressione verbale. Cosa sta succedendo? A Catania è stata inaugurata la Fiera dei Morti, organizzata in extremis per alcuni problemi legati all'aggiudicazione della gara. Tanti visitatori ma anche tanti pericoli. Ci è andato per noi Tonino De Mana. Il fatidico taglio del nastro, poco dopo le 11:30, sancisce l'apertura. La Fiera dei Morti 2024 è salva, ma quanta fatica per organizzare uno degli appuntamenti tipici della tradizione catanese, in dubbio fino a giovedì per l'esclusione della ditta aggiudicataria dell'evento che ha indotto il comune a rifare una nuova gara di partecipazione pubblica. La Fiera dei Morti è un rituale che la città sicuramente non poteva fare a meno. Siamo stati bravi e fortunati a riuscire ad organizzare la fiera. Ieri sera, sabato, siamo stati qui fino a mezzanotte e mezzaluna con gli operatori. Ad ogni modo, burocrazia a parte, ciò che conta è che grandi e piccoli possono finalmente aggirarsi tra gli stand. Ora vediamo cosa comprare per i dolcetti, che qua abbastanza sono buoni. Borsa è piena e siamo appena all'inizio. Purtroppo sì, sì. Ne abbiamo approfittato oggi, anche se il tempo era incerto all'inizio, però tutto sommato con questa bella giornata è la scusa per uscire con i bimbi. Ogni anno si è messo sempre a piovere per la Fiera dei Morti. Quest'anno guardate che cielo che c'è e che sole che c'è. Mi raccomando, veniteci a trovare. Con questo corno, per tutti quelli che ci vogliono male, è uscito anche il sole. La frettolosa apertura domenicale ha comportato una serie di pericoli. Il primo, con la pedana ancora incompleta, ha costretto i visitatori a transitare strada con il serio rischio di essere investiti. L'entrata e l'uscita è in una zona troppo pericolosa e sulla tangenziale gli autobus ci stavano arrivando addosso. E che dire dei lavori per l'illuminazione in corso mentre i visitatori passeggiavano tra gli stand, per non parlare del percorso pedonale, appositamente allestito con tanto di transenne che costringono i visitatori a passare sotto un muro pericolante. Intanto ci sono lavori straordinari di restyling e di messa in sicurezza al cimitero di Catania in vista della ricorrenza dei morti. Si avvicina la commemorazione dei defunti e il cimitero si prepara ad accogliere migliaia di catanesi che si recheranno in visita al caro estinto. È una corsa contro il tempo per renderlo più accogliente, anche se gli interventi di messa in sicurezza e restyling sono stati avviati da diversi mesi con l'obiettivo di recuperare anni e anni d'abbandono. La Giunta Trentino ha ereditato un cimitero disastrato che sta richiedendo interventi straordinari ed ordinari. Lavori seguiti in prima persona quasi giornalmente dall'assessore con delega ai servizi cimiteriali Petralia. Riparate decine di perdite idriche con infiltrazioni anche nelle tombe. Dopo 3 anni e 2 nostri servizi denuncia è tornata la luce votiva nell'ala delle colombaie in prossimità dell'ingresso del Divino Amore. Un impegno preso insieme al sindaco che siamo riusciti a portare a compimento, a rispettare prima della commemorazione dei defunti. Un serio ringraziamento ai nostri operai comunali, della Multiservizi, della Sims, perché è grazie a loro che siamo riusciti a mantenere questo impegno così importante per le famiglie che finalmente vedono nuovamente illuminate le luci votive, effettuando una serie di interventi manutentivi sia all'esterno. Abbiamo visto la potatura di tutti gli alberi che si trovano su via Aquicella, ma abbiamo iniziato anche delle attività manutentive all'interno con la potatura, a volte l'abbattimento di alberi con seri rischi di cedimento, interventi manutentivi anche sulla strada, sulle caditoie. E lo avevamo sollecitato il mese scorso denunciando il potenziale pericolo di un'eventuale caduta di rami ed ecco che gli alberi sono stati finalmente potati, mentre all'interno è stato necessario anche rimuoverli per scongiurare indesiderati crolli. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per parlare fra l'altro di Ponte sullo Stretto. Si chiude a Santa Flavia, nel Palermitano, la convention di Forza Italia che ha portato in Sicilia i vertici del partito, fra i temi anche il ponte sullo Stretto. Maglio Viola.
1000 delegati da tutta Italia, un vice premier e un vicepresidente della Camera, 4 ministri e altrettanti sottosegretari e poi una pioggia di deputati e senatori. Sono numeri record quelli della convention di Forza Italia a Santa Flavia, a Palermo, una vera e propria prova muscolare per il partito di Antonio Tajani e Renato Schifani. Una convention che fino ad ora è la più grande dell'era post-Berlusconi, nella quale gli azzurri hanno dettato l'agenda politica del partito per il paese, per la regione. Priorità a Ponte sullo Stretto e termovalorizzatori in Sicilia, come ha confermato anche il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Il ponte si farà perché il governo è stabile e sono quelli stabili che riescono a fare le grandi opere. Sui termovalorizzatori Schifani ha i poteri e ci sono le condizioni. Ma non basta, c'è già un disegno di legge di attuazione presentato in commissione parlamentare per l'applicazione del principio di insularità che servirà alla crescita di Sicilia e Sardegna. Grande attenzione al mondo produttivo con impegni per 2 miliardi da destinare alle imprese da parte del governo è stato uno degli impegni pronunciati davanti al presidente di Confindustria Sicilia Gaetano Vecchio. Questo è un partito che non vuole essere soltanto un partito che cerca di trovare consensi, ma che cerca soprattutto di avere conoscenza e capacità di risolvere i problemi di tanta gente che aspetta. Infine la lotta alla mafia, rispetto alla quale è stata l'eurodeputato Caterina Chinnici a parlare di una Sicilia che ormai non esporta più criminalità ma antimafia, un concetto rispetto al quale le ha fatto eco anche Rita Dalla Chiesa. Tutto guardando al 2027, quando Schifani sarà il naturale candidato a succedere a se stesso, secondo il Tajani pensiero. Per citare un grande cantautore siciliano, Battiato, siamo il centro di gravità permanente della politica. Cambiamo argomento, in queste immagini vi mostriamo una tartaruga caretta caretta trovata morta a pochi metri dalla Scala dei Turchi di Rialmonte. L'esemplare di 100 kg, un maschio di 30 anni, è rimasto impigliato in una corda di reti da pesca che ne avrebbe causato il decesso. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. E siamo al calcio, sfatato il tabù del Barbera contro la Reggiana, il Palermo ha ritrovato la vittoria in casa. I 3 punti permettono ai rosanero di risalire al 5° posto in classifica. Ma adesso andiamo allo stadio Massimino, dove tra poco il Catania affronterà il Latina. Per noi in diretta c'è Marco Carli. Buon pomeriggio, buona domenica dallo stadio Angelo Massimino. Ciao Lorena, fra poco la partita valida per l'11ª giornata del campionato di Serie C fra Catania e Latina, 2 squadre che arrivano a questa partita in un momento di forma completamente diverso. Il Latina reduce da 4 sconfitte consecutive, ha cambiato allenatore in settimana, al posto di Padalino c'è Boscaglia sulla panchina dei laziali. Il Catania invece arriva da un momento certamente positivo, 5 risultati utili consecutivi. Dopo 3 vittorie di fila, i rossazzurri si sono per un certo qual verso fermati a Foggia, perché è arrivato un pareggio, ma è un pareggio che è arrivato in rimonta con un gol al 93esimo di Gennaro, che ha dato tanta fiducia a questa squadra. Andiamo alla formazione del Catania, che adesso è ufficiale, con il ritorno di Beters in porta. Poi i 3 di difesa sono sempre gli stessi: Gherardi a destra, Di Gennaro in mezzo e Castellini a sinistra. A centrocampo Guglielmotti a destra, Carpani e Verna a comporre la diga della mediana, e poi a sinistra c'è Anastasio. I 2 davanti al centrocampo sono Jimenez e D'Andrea, che fungeranno da supporto a Inglese. Ovviamente è possibile che questo 3-4-2-1 così disegnato dall'ufficio comunicazione del Catania sia anche un 3-5-2, con Jimenez che in fase di non possesso diventa una mezzala e con D'Andrea che si affianca ad Inglese in attacco. Questa è la formazione del Catania. Io vi ricordo che fra poco siamo in diretta su Telecolor con Diretta Stadio, 3 ore live per raccontarvi la partita dal Massimino, con gli interventi appunto dallo stadio, le considerazioni da studio e poi alla fine, come sempre, le interviste ai protagonisti. A te Lorena. Grazie Marco, noi ci fermiamo qui, vi ricordo appunto l'appuntamento con Diretta Stadio, grazie per averci seguito e a tutti una buona domenica.